Lunedì finito tutti di fare la van life e adesso sono qua da solo. Bene, cioè non bene nel senso mi danno fastidio gli altri, bene nel senso non so neanche io in che senso, perché bene, era bene anche prima. Singano, cazzo ho detto, ti fa influenzare a questi luoghi comuni? No, effettivamente. Cioè, è anche più noioso, cioè, perché prima magari sei quello col camper strano, quello che fai due chiacchiere. Quindi sì, voglio dire, vabbè dai, tanto un gusto lavoro. Adesso diventa un local praticamente, mi mancava solo che l'alimentari. È così che mi piace quando vado in giro, sto a volte 5 giorni, a volte 8. Mi esploro tutto il territorio, il camper sta fermo, io giro tutto a piedi e in e-bike e mi sento un po' parte del posto. Alla fine sono quasi contrario a vedere i van life e macchine in strada, no? Però da una parte approvo, in questo caso, perché il comune dice vabbè chiudiamo un occhio in cambio di soldi, 2 euro all'ora, con i quali soldi, vedi, pagano i giardinieri, che tengano tutto in ordine, tagliato, pulito, quindi alla fine vedi è un ottimo compromesso, altrimenti ci sarebbe l'erba altissima con l'invasione di zecche che già gira perfino in Trentino e siamo nell'estate 2024, c'è l'emergenza zecche un po' ovunque nel nord e se passa qualche turista spazzone ci sarebbe tutta l'immondizia. Le 8, basta lavoro, pausetta, che cazzo mi è molto fiero video che per me è come dire mi guardo un po' di tv, già stessa identica roba. Eccola, adesso sì che ho un bel panorama. Fermi tutti, vieni con me, guarda, camper dei miei sogni, perlomeno esteticamente, è tipo un 6 metri qualcosina, linea bellissima, 10 e lode e al garage. Fortuna che i bidoni dell'immondizia sono in tanta mona, così ho una scusa per fare attività fisica e per fortuna sono uno che vede sempre le robe positive. Allora, questo è un altro posticino che mi ero segnato. Adesso non voglio spostarmi perché sono più vicino al centro. Però, vediamo nei prossimi giorni se ho voglia. Hai capito? Perché sei isolato, sembra tutto bello, vedi? Tutto wow, col prato e che robette, eccetera, l'entrata del bosco. Alla fine c'è due casette qua, vedi? E la stradina che porta fuori. Però dopo te annoi o manco. Mi annoio, mi svango i coglioni. Van life, wildlife, plant life. Mi sono rotti i coglioni di tutte queste puttanae life. Prima mattina vista. No, qua no, non puoi venire a fare la van life. Vista a 360 gradi. Ma guardo ogni tanto in giro perché se prima mattina, se presto, magari che c'è l'orso, magari se venuto a fare il bidet, che ha fatto robe qua ursa, che cazzo vi sa tutti? Cioè come puoi sapere? Ha tu studiato zoologia? No, e ora? Guarda qua, noi indiani, e d'altronde i montanari, sono un fià rassisti, sono un fià. E qua non so se posso fare a van life, però è anche vero che poi per chi arriva e se trova il camper là, gli rovini l'esperienza, cioè egoismo secondo me fare van life in certi posti naturalistici, perché come ho già provato a spiegare in vari video nel passato, oppure era solo che uno ma meno so vecchio, non mi ricordo, penso che sia PD1, quando tu metti un camper, ma anche una casa, cambia un cazzo, un camper, una macchina, una casa, una qua, una là, anche distanti 200 metri l'uno all'altro, interrompi la natura. Cioè la natura, che è questo che tu vedi, un po' i prati, le montagne, niente, non arriva mai, tipo qua, anche qua che sei in Amaica, c'è un recinto e quindi hai uno stacco alla natura, io esco dalla natura, ok? Poi adesso magari continuo, viene ancora, ok? Però hai capito? Quindi prova a immaginarti se che fosse casa e camper sparsi un fiato dappertutto, la natura sparisce, per colpa dell'egoismo di chi quattro ebeti che ha a fare van life, no? Mamma mia, che percorsi rilassantissimi, seppur parecchio in salita, porca miseria. Guarda, qua d'altronde sono abituati, così come era abituato l'apicoltore, no? Che ha guardato il ruscello qua, il torrente, sì che non è un ruscello, sì, ma no, piccolissimo, insomma, sarà sta largo 3 metri, 4, sì. Ma è normalissimo, mentre in altri cittadini basta fare una roba così, col camper Unimog 4x4 eccetera eccetera, e se sentiamo pincioni, se sentiamo Walker Texas Ranger, Dio caro. Ah, che posti suoi,
fatto bene a trasferirmi qua in Trentino. Che sei cascatelle, ma non si vede in video. Oggi dobbiamo portare la bici a far vedere i freni in un centro un po' più specializzato. So che Nico credo che sia ancora a letto, allora io, più che altro non so io fare a Ferragni, ti sto dando un po' degli input, degli esempi nella vita per non sprecare il mio tempo a stare là a guardare Instagram, no, seduto. Ho preso e sto esplorando un posto nuovo, hai capito? Ti consiglio di fare anche a te, cioè non di esplorare posti nuovi, andare in montagna in salita, ma nel senso di cercare delle alternative, perché sono le alternative diverse dalla routine che costruiscono la vita, perché la vita è la pienezza del tempo, il valore dei ricordi. Adesso ti ho strintetizzato proprio tanto perché ho anche da andare, però insomma fidate che sei tu sì. Sono sceso da solo alla scaga degli orsi, intanto guardate l'arachide qua. E c'è poco da scherzare, cioè nel senso che la scaga degli orsi è più che giustificata, perché il signore che avevo trovato l'altro giorno in un paesino dopo qua che stava facendo footing, uno del posto, mi diceva sì che ce ne sono veramente tanti, di solito stanno più alti, lui ne ha visti tanti, ha detto che sono abbastanza incontrollati, nel senso che non si sa neanche quanti sono, ma è successo che sono scesi, hanno anche aggredito una signora tedesca, mi raccontava. Però mi pare questo a Riva del Garda, sotto Riva del Garda, per carità è attaccato qua il paese dopo, Quindi avventura sì, fino a un certo punto, ma mona poco, manco. Un mammut, guarda, e tu? Io devo tagliare l'erba. Che bravito, Sati, qua io dormio ora all'aperto, arriva al lago, perché non hai reumatismi lori poi, ma attento fronfiade anni. Buongiorno. De mattina così ti svegli che non ti va a avere nessuno intorno. Mi già là che meditavo, Solo tu meditare è un esercizio eccezionale che ringraziami, buoni tutti a meditare come i regionei in riva al lago, Dio caro. Spacco tutto, mollo tutto, che Dio cazzo caro. desidero fare? Dio caro, da quanto che gorotti i coglioni adesso il tacca anche a fumare, come a lei si accompagna. Uno non fuma e sta con me, quel che basta e tacca a fumare. Poi anche qui che si droga, qui che si butta solo al punto. Beh, stu hai bestemmia un attimo che va a fare i video. Oh là, tasemo su un attimo. Ti va a smontare? No, no, che te messi qua, Dio caro. Che so come funzionano queste robe, Dio caro. No, che vabbè, non è che singano lei un rompicoglioni, cioè sì, lei è un rompicoglioni, ma ho imparato di recente, da un anno a sta parte, lo sfogatoio. Una volta era una persona che teneva sempre dentro, adesso un po' anche con i clienti, ma soprattutto con gli amici, io ci vado giù pesante, de offese, de bestemmie, qualsiasi cosa, cioè tu mi storgi un capello, io te la ingrandisco e vado avanti 3 mesi con sta storia, ed è un modo di sfogare, un po' come chi va in palestra, eccetera. Mi tacco avanti, rompo i coglioni, tirar bestemmie, parolacce, offese e mi sento leggero, cioè io non ho niente dentro, ma proprio niente, anzi, perché amplifico, quindi mi prendo avanti. Adesso Nico, che già ha fatto quella cosa gravissima di avere una macchina che piace a me, una moto che piace a me, messa là a marcire, può combinarne altre, perché io mi sono preso avanti con le bestemmie e le rotture di coglioni e sono leggerissimo, so proprio, guarda, rilassato, c'è dentro l'anima, c'è dentro la psiche più profonda. Io non ho nulla che non va, non ho i sassolini nella scarpa, proprio niente. È bellissimo, una cosa che secondo me devi imparare a fare anche te. Beh, calma, coi clienti. Che sposo con i clienti? No, vabbè, no, bestemmare che Dio. È importante anche lì il no, però non l'offesa. A me è capitato con dei clienti a dirgli: ascolta, mi stai prendendo in giro, cioè va da un'altra parte, mi stai facendo perdere tempo, cioè assa stare, cioè proprio guarda, fammi un piacere, eclissati, però senza offese, bestemmie, eccetera. E questa è una cosa che auguro a tutti, ossia di farsi
bel nome, un bel pacchetto clienti, in modo tale da lavorare tranquillamente, non aver bisogno di certi clienti che ti rovinano la vita, hai capito? Questa è una cosa che veramente auguro a tutti. Quindi ti arriva il rompicoglioni con le buone, gli lanci la battutina della serie: no, per piacere lasciami stare, vai da un altro, ti prego. Carosso, Con me, ma che scarosso, guarda. Qua, Con me, no, ma Van Life. Questo qua viene sempre qua, passa mesi qua. Ah, vabbè, se che piace. No, mi proprio in riva a strada. Beh, insomma, sei tranquillo, dai. Sì, no, sei tranquillo, ma non. Ma sei veramente tranquillo. Sì, però non sei posti per me. Te sa che sono facilmente annoiabile. Il panorama è molto bello, ma dopo qua cosa faccio? Mentre all'Edro da T. Vabbè, l'Edro è un'altra roba, ma anche qua che insomma, dici da fare. Insomma. Ma non so, che c'è più movimento all'Idro, ma contemporaneamente, se ho voglia di camminare o go a bici, ho tantissimi posti wild. Preferisco l'Edro. Bello, bello, beh, guarda che bello. Boh, oh là, boh. Diciamo le cose come stanno. L'Edro voto 8,5, forse anche a 9, qua non è un'offesa, 6,5, non è un brutto voto 6,5, vuol dire più che sufficiente. No camping area, campeggiare, però te vedi. No, aspetta, fermo, adesso smonto e vado a controllare un attimo quel cartello, che ho letto una roba strana. Dopo te guardi il panorama. Difatti c'è un errore di fondo. Chi è acculturato in materia questa cosa le sa. Allora, no camping area, va benissimo, è tutto a norma di legge. Vietato campeggiare, va benissimo, è tutto a norma di legge. Divieto, vedi la tenda e la roulotte, va benissimo, è tutto a norma di legge. Andiamo a continuare a leggere. Installare tende, va benissimo, anche fin qui è tutto a norma di legge. Scusa, mi ho messo in papera. Caravan, che sarebbero le roulotte, anche qui è tutto a norma di legge. E fermo, autocaravan. Autocaravan significa camper. No, non c'entra niente. No, io posso parcheggiare il camper. Ti parcheggi se vieni, però magari ti rompi coglioni. Certo, e contestare la multa ti costa di più che pagarla, e questa è l'Italia. Però è l'Italia anche mettere... mettere... tutto sbagliato, tende, caravan, cosa c'entra l'auto? Mette confusione. Mette confusione, io io buttare 50.000 e dopo la gente parole ti a tira caso. sai perché dice sti qua va in giro a fare il campeggio, invece non Sì, semplicemente uno, guarda, difatti c'è gente dentro là, no, che parcheggia il suo strumento di Van Life e va a farsi il giretto come tutti. Comunque, anche se uno dorme dentro, là all'Edro, sai gente che ho visto dormire in macchina, che hanno il materasso nei sedili posteriori, non c'è niente di male, però voglio dire. Aspetta, perché se ti starai indomandando che lago è, questo è il lago di Cavedine o Cavedine, dipende da come che te vuoi pronunciarlo, da chi che lo pronuncia. Gli extracomunitari, come dici Udine? Udine! Ah, io vero caso Udine! No, calma, fermi tutti, no. Cosa c'entra il razzismo? Cosa c'entra? E ora per i toscani che dice Coca-Cola, cioè che cazzo c'entra? Cosa c'entra il razzismo? Prevengo i commenti mongui, perché non hai mai commenti stupidi del mio canale? Ti prevengo, Dio caro. Per cui non me parlo da solo. Ma non lo sentivo prima, cosa ti ecco, vedi tu, era Pibeo, però gli ha messo il cartello su scritto. Ma se prima ti devo fare le tue registrazioni del cazzo, ti ho detto guarda il panorama, ti devo parlare perché non ho sassolini sulla scarpa, perché io qua là, su e su, a destra e a sinistra, che cazzo è le tipo una roba che gira. Sì, perché con te tacchi ti rompe i coglioni. Questa ne parla l'antica saggezza tolteca, che puoi studiarla un po', secondo me nei libri sono molto interessanti, di Don Miguel Ruiz, il quarto accordo, il quinto accordo, il potere della parola, tutte quelle cose lì. Il Signore degli Anelli. Sì, è un po' lì, no, sul serio, è l'insegnamento che dava anche Gesù Cristo: porgi l'altra guancia, nel senso che se ti te tacchi rompe i coglioni, dopo tacca anche che altro, quindi porgi l'altra chiappa. No, sul serio, è importante capire che il tuo atteggiamento poi viene seguito anche dagli altri, soprattutto anche il fatto di continuare a rompere i coglioni. Esatto. Vedi tu? Lui era tutto gentile appena che sorrideva, eccetera. Diventa sempre peso, vero? Perché no, noi ci stiamo scherzando, ma quello che io ti sto dimostrando con le battute è quello, il succo che troverai sul quarto accordo di Don Miguel Ruiz, che non c'entra niente con i preti, come i mafiosi che te dà del don, eccetera, non c'entra il don, non c'entra. I toltechi, se vogliamo utilizzare un po' di stereotipi mentre te ciucci un fial paesaggio, erano un po' lo stereotipo della civiltà avanzata a 360 gradi. A 360 gradi si intende
in tutte le scienze, che possono essere fisiche, metafisiche, materiali, e questa era la figura del Tolteco, ossia dell'uomo, il superuomo di Nietzsche, in poche parole. Ci vediamo dopo, mangio la grana dopo. Ciao. Ma che liberty a Piaggio, non ho fatto tempo a farti il video dell'entrata del centro storico di Arco. Era la accesa, guarda che mai detto, non mi fa vedere accesa di qui che protesta. Stavo dicendo che il centro storico di Arco è bellissimo, guarda che bella, la vedi in mezzo con tutti i colori strambi, guarda che bella. Si ferma no, non si ferma, manco tipo a Brugin, qua avvio i video, la smette tipo di offendermi, di maltrattarmi, te riporto in io dopo, così non tiro un picoglioni. Mi piace anche perché certi punti adesso che ti vedi, che pare quasi toscana. Impara un po' di chioggiotto, una parola tipica in chioggiotto, parte bueo. Cosa? No, non aveva neanche tette. Ma guarda che fisico, ma guarda cosa, ma guarda che culo, ma guarda che culo che ha. Non guarda. Ma ti sembri, ma guarda che fisico. Poi a ma ti sei rincoglionito. Sì, vabbè, ma puttana, ma chi se ne c'ava delle tette, guarda che cazzo di fisico che se t'aveva il complesso, come per dirmi, c'ho un Ferrari col cambio che gratta e salta in marcia, ma chi che se ne c'ava del cambio te guardi il motore. Ti fa schifo, no? Perché fisico. Non è che fa schifo, ma le tette, ma va. Guarda che è tutta una. Mi morti, cioè appena parlare di bellezza, quella così, se poi sacava un fisico che già era una pennellata. Ed è a metà fisico, ma anche le tette, metà fisico, e che altra parte dovevo? Ma va! Guarda che posti, guarda che posti, cazzo, guarda. Ma che l'hai imparata a me in del giro di 3 giorni. Ma se è la verità, guarda che roba che ti porto. Sì, no, è vero, ma è una delle ambientazioni che io adoro, pietre faccia vista, verde. Toscana, sì, ma non stiamo scherzando, siamo serissimi. E chiesette, e montagnette, se dopo te le metti insieme anche a laghi e ruscelli, questo è proprio il 10 e lode. Sì, attenti ragazzi, è un po' come quando vi dicevo dalle parti, le province di Vicenza, no? Dalle parti di Asiago eccetera. È che vabbè, in macchina io sono tranquillissimo adesso, cioè in macchina vai tranquillo, in moto vai tranquillo, in bici ovvio che è tutta una figata, ma ci sono strade da fare in camper che sono veramente da panico, sono strettissime. No, sì, ci passo. Sì, ma se ti trovi una bici, non una macchina, una bici. Vabbè, si passa, però è più l'ansia. Quello che voglio dire io, ecco, e forse non l'ho mai detto in video, adesso provo a spiegarlo, che in certe situazioni il gioco non vale la candela, ossia è più l'ansia del guidare, dell'aver paura di andare giù, del fermarsi con salite ripide del 30%, che non sono queste ma sono quelle che ho fatto l'altro giorno, che il piacere che ti dà, hai capito? E quindi a un certo punto uno dice sì, ok, è bello, ma guardiamo costi e ricavi, quindi come fanno gli economisti anche tu devi mettere le esperienze negative nella bilancia con le esperienze positive. Certe strade col camper non le voglio fare perché è più il brutto ricordo che altro che mi porto a casa, hai capito? È quello il succo. Sto qua è uno dei nostri posti preferiti, perché pare un posto che però vedi Nico, io sono diventato razzista, però ogni volta che dico qualcosa è vero. Questa qua gli abbiamo detto sposta la moto un po' più dritta che stiamo in macchina, a moto ti ammetti i pilla, e fanno no, sono arrivato qua al parcheggio così mi godita. Nico, i tedeschi, Dio caro te guardi a targa i tedeschi, cioè i Gado Ducati, se moto italiane, ma i tedeschi? No, i tedeschi. I sei crucchi. Tedeschi a targa. Quindi sei tedeschi anche loro? Ah, la moto italiana? Sì. Tanto si tedeschi ma è così purtroppo, perché ho provato a spiegarlo più volte nel canale, per quando sembra razzismo, io ragiono in percentuali. Ci sono delle razze, te lo spiega anche Gustave Le Bon, che purtroppo hanno le loro tendenze sociali, non genetiche, ok? E quindi ovvio che c'è la razza che tende a rubare, quella che non ha voglia di fare un cazzo, quella che beve, quella che qua, quella che là. È normale ragazzo, studia Dio caro, invece di dire oh razzista qua, razzista là, studia, sbatti a testa su quel muro e studia. Sono discorsi molto brutti e forti, però purtroppo gli uomini di cultura sono uomini di scienza, pertanto pragmatici, guardano i fatti, la realtà delle cose, i risultati. Se io faccio questo succede quello, cioè capito, ci sono sempre delle formule, ovviamente sempre in questo caso, come ti ho premesso, espressi in percentuali. Vedi nei litri proprio, non so, una volta come che cazzo mi pesava. Di quanto che parla Dio, che le peso Dio caro.
Mi ha fatto una testa grande come una casa. Maledetta van life, ieri devo andare al lago, guarda, uso in costume, porca miseria, e niente, vabbè dai, devo fare un'assistenza da smerizam dei clienti, quindi rimonto l'ufficio e ritorno. Però in fondo sì, in fondo questa dovrebbe essere la vita, perché oggi è tipo lunedì, martedì, insomma, quindi sì, non è che posso pretendere chissà cosa, ma è pare anche giusto. Perché dopo, mentre faccio van life, noto sempre che qua nella lancetta è qua del livello del gasolio che va sempre giù. E allora cosa succede? Genio, vado dal distributore B del gasolio e lui me ne butta altro e la lancetta torna su, quindi tutto funziona perfettamente, posso continuare a fare van life senza problemi. Però, è Val di Sky. Sto qua il distributore Val di Sky, e ora io ho scoperto che praticamente per avere Sky per fare van life bisogna smettere un attimo di fare van life e lavorare. Quindi adesso smetto un attimo e vado a lavorare. Boia, guarda che sberega de grillo. Guarda che sei grande, cosa fai tu là sul mio pulmino? Oh, paghi tu il buio tipo a stare qua. Cioè, che lavoro fai tu per poterti permettere di stare nel mio pulmino? Ah? Mamma mia, ripeto, che linee sto camper. Detlefs Globe Bus GT, ma ne tanti modelli. Prima te mi aveva detto che Iliad ciappa sempre, ma mi domanda chissà cosa che serve che ciappa sempre, che tanto non ti risponde mai. Cioè, non ha senso per un operatore che la copertura. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già.